5 notizie dalla Liguria, da Ponente a Levante. Anche quest'anno Regione Liguria ospita il tradizionale presepe nell'atrio della sua sede in Piazza dei Ferrari a Genova. Curato dall'associazione La Via del Sale, rappresenta la natività di uno scorcio di vita quotidiana nel borgo di Pontedecimo e verrà svelato sabato 6 dicembre alle 15:30. Domenica 7 dicembre a Manarola si accende il tradizionale presepe ideato da Mario Andreoli. Le oltre 250 figure disposte sulle terrazze che dominano il borgo saranno visitabili fino al 18 gennaio 2026. Genova accoglie la prima edizione del Checkmate Junior Festival, torneo nazionale dedicato ai giovani scacchisti dagli 8 ai 18 anni. Appuntamento dal 6 all'8 dicembre ai magazzini del Cotone del Porto Antico, con oltre 150 partecipanti da tutta Italia. Torna a Genova per la 9ª edizione il Mercatale. Dal 6 al 23 dicembre Piazza dei Ferrari accoglie le tradizionali casette di legno, in cui è possibile trovare prodotti alimentari della tradizione ligure e artigianato di qualità. Sabato 6 dicembre a Genova apre il Winter Park Genova, lo storico Luna Park affacciato sul mare che da oltre un secolo illumina il periodo natalizio in città. Appuntamento fino al 18 gennaio 2026 a Ponte Parodi. Queste erano le 5 principali notizie di oggi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.